Alleluia. Grazie diamo al nostro Signore. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Proverbi, capitolo 6, versetto 16. Dice la parola del Signore, la leggiamo così come è scritta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, le cose che il Signore odia. Il versetto 16 dice: 6 cose odia il Signore, anzi 7 gli sono in abominio. 1, gli occhi alteri. 2, la lingua bugiarda. 3, le mani che spargono sangue innocente. 4, il cuore che medita disegni iniqui. 5, i piedi che corrono frettolosi al male. 6, il falso testimone che proferisce menzogne. E 7, chi semina discordie tra fratelli. Amen. Signore, ti ringraziamo questa mattina. Grazie Dio per la tua parola. Aiutaci, Signore, a riflettere, aiutaci a meditare, aiutaci, Signore, in quest'oggi a poter, Signore, meditare nella tua parola, nel tuo consiglio, in ciò che tu ci vuoi insegnare. Nel nome di Gesù, grazie Signore ti diamo quest'oggi, perché tu sei buono con ognuno di noi, perché tu sei buono, Signore. Che la tua presenza, Signore, possa manifestarsi e che lo Spirito Santo possa toccare ogni cuore, Signore, nel nome di Gesù. Aiutaci a comprendere, a capire la tua parola e aiutaci, Signore, a conservarla e a metterla soprattutto, Signore, in pratica. Nel nome di Gesù, grazie ti diamo, Signore, quest'oggi. Amen e amen. Potete accomodarvi, fratelli. Il tema: le 7 cose che il Signore odia. 7 cose che il Signore odia. Abbiamo già visto 2, l'altra e la domenica scorsa. Abbiamo visto la prima domenica gli occhi alteri, abbiamo già visto questo tema. La domenica scorsa abbiamo visto la lingua bugiarda. Il proverbista dice che una delle cose che Dio odia, lo dice nel versetto 17, è la lingua bugiarda. E questo è un tema molto importante che riguarda non soltanto la Chiesa, è un atteggiamento di persone di dire il falso, di dire non la verità, che non riguarda soltanto la Chiesa. Perché la parola del Signore ci insegna che noi dobbiamo parlare con la verità, non solo ai fratelli, non solo in chiesa, ma dice al tuo prossimo. E questo prossimo può essere cristiano o può anche non esserlo. Ciò che la Bibbia ci insegna è che noi dobbiamo parlare con la verità con tutti e dovunque noi siamo, dovunque andiamo, dovunque ci troviamo. Se siamo a casa dobbiamo parlare con la verità all'interno della nostra famiglia. Se siamo in giro con gli amici dobbiamo parlare con la verità agli amici. Se siamo al lavoro dobbiamo parlare verità al lavoro. Non possiamo mentire, non possiamo dire nessuna bugia, nemmeno una piccola bugia. Abbiamo visto che ci sono piccole bugie che in Italia si dice che sono a fin di bene, ma non è così. La Bibbia ci insegna che chi dice le bugie, chi ama, dice Apocalisse capitolo 22, chi ama e pratica la menzogna non entrerà nel regno dei cieli, dei cieli. Non entrerà. In poche parole sta dicendo che non si salverà. E purtroppo noi esseri umani abbiamo un problema, ed è che la Scrittura dice che il peccato abita in noi.
Per questo noi, anche se cerchiamo di non peccare, anche se noi ci sforziamo per non peccare, non possiamo dire di non aver commesso nessun peccato, perché la Bibbia dice: se qualcuno dice che non ha peccato, è bugiardo. Perché noi abbiamo una natura peccatrice dentro di noi e questa fa di noi peccatori. Anche se noi però siamo peccatori, il Signore ci salverà, ci porterà con Lui. Perché? Perché noi non lo pratichiamo il peccato. È molto diverso praticarlo che esserlo di natura. Praticare il peccato è una cosa grave che chiunque pratica il peccato non si salverà. Così dice la Bibbia, così dice la Scrittura. È una delle cose che si è fatto diverse volte per illustrare il tema della bugia, per illustrare proprio il tema, si fa per gioco, per divertirsi, a volte all'interno di un gruppo cristiano si fa un esperimento e si fa questa specie di gioco. Che cos'è? Si possono prendere 5, 10, 15, 20 persone in fila, uno di fianco all'altro. Questo lo si fa soltanto per capire come siamo noi umani, noi esseri umani. E si va dal primo e si dice all'orecchio una frase e gli viene chiesto di dirlo a quello dopo all'orecchio, e questo a quell'altro, e quest'altro a quell'altro, e così una frase passa da un orecchio all'altro orecchio, a un altro orecchio, a un altro orecchio, e arriva all'ultimo. Poi si va a chiedere all'ultimo: che cosa ti hanno detto? È terribile vedere come la frase nel viaggiare è cambiata, perché cambia, non arriva la stessa frase. Questo si fa per gioco, si fa per divertirsi, si fa per sperimentare, ma è la pura verità. Molto spesso, quando uno ascolta il racconto di una persona e poi uno lo va a raccontare a un altro, poi l'altro lo va a raccontare ad un altro, che questo la Bibbia lo chiama pettegolezza, spettacolare, voler ascoltare per poi andare a raccontare ad altri. E quando noi ci prestiamo o ci offriamo per far parte di questo gioco del pettegole, molte volte succede che noi andiamo a raccontare ad altre persone fatti che non sono veri, perché già a noi ci hanno raccontato un'istoria adulterata, poi noi la andiamo a raccontare ad un altro, non raccontiamo quello che ci hanno detto, raccontiamo quello che ci ricordiamo e possibilmente aggiungiamo dell'altro all'istoria e l'istoria cambia. Se si fa questo esperimento, uno si rende conto che la frase che ho detto al primo non arriverà mai all'ultimo di là, verrà cambiata nel percorso, perché è così, noi esseri umani siamo fatti così. Per questo la Bibbia ci esorta a stare attenti, perché possiamo cadere nella menzogna, possiamo cadere nella bugia senza rendercene conto, e a volte noi pensiamo di stare bene e abbiamo partecipato ad una cosa che la Bibbia chiama peccato. Perciò dobbiamo stare attenti. E il proverbista dice che Dio odia la lingua bugiarda. Prima Pietro capitolo 2 versetto 21. Prima Pietro capitolo 2 versetto 1 dice Pietro: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Di ogni maldicenza. La maldicenza, che la Bibbia condanna, la Bibbia dice che noi non possiamo maledire,
Ma questa maledicenza che cos'è in realtà? Perché la parola maledire è composta di due parole: male e dire, cioè dire male, parlare male. La parola maledire viene composta da dire, espressarsi, parlare, e da male, maledire o dire male. Perciò quando uno partecipa della menzogna, sta facendo uso della maledicenza anche senza saperlo. Ed è una cosa che il Signore proibisce. Ha sempre proibito e ha sempre condannato il partecipare di un atteggiamento di questo genere, di parlare. Le persone che parlano sempre delle altre persone, anche se non lo sanno, stanno peccando. E molte volte dicono la verità, ma molte volte no. Per questo nella maggior parte delle chiese, le chiese cristiane, nella maggior parte si proibisce che le persone vadano in giro a parlare ad altre persone o a correggerle o a dire fratello o sorella questo non lo devi fare. Si proibisce. Perché? Perché non si fa. Perché una persona può dire guarda non devi fare così e magari la persona che sta correggendo l'altra vive in modo peggiore e non è come si dice, non è coerente e la incoerenza è peccato, anche questo è peccato. I farisei, Gesù condannava i farisei e diceva voi siete ipocriti, voi mettete un peso sugli altri che voi stessi non potete portare. Questa è incoerenza. Dico di fare ma io non faccio. La coerenza vuole che io prima di dire fai lo devo fare anch'io. Mi devo trovare che lo sto già facendo per poter dire ad un altro. Se io non posso dire ad un'altra persona non fare così se io non sono in grado di farla, non posso, non si può. E nelle chiese, io l'ho detto diverse volte, quando una persona va a correggere o cerca di correggere un'altra, viene subito, come dire, gli viene richiamata l'attenzione, perché non si fa. Per questo nella Chiesa ci sono conduttori, ci sono leader, ci sono i pastori. Quando uno vede che una persona si comporta male, non glielo va a dire, glielo dice al pastore. Poi sarà il pastore a risolvere la situazione. Però noi non lo possiamo fare, a meno che la persona non sia autorizzata dal pastore. Se una persona è stata autorizzata dal pastore per fare questo, lo può fare, un leader per esempio. Ma non si può mordere tra fratelli, non si può. Guardate che cosa dice la Bibbia nei Salmi 101:5, parlando della lingua. Salmi 101:5 dice il Signore: sterminerò chi parla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Dell'occhio altero abbiamo già parlato, abbiamo già capito di che cosa si tratta. Sterminerò. Quando il Signore darà a ciascuno in base alle sue opere,
ognuno riceverà la propria ricompensa. Se noi oggi stiamo parlando male di altre persone, stiamo parlando male dei fratelli, stiamo parlando male della Chiesa, stiamo parlando male dei fratelli, stiamo parlando male del pastore, stiamo parlando male di quello che vogliamo, anche se oggi Dio non ci punisce, perché questo l'ho già spiegato, il motivo per il quale non scende un fulmine e ci fulmina al momento è perché siamo in un periodo di grazia. Ma non vuol dire che non saremo puniti. Quando la grazia finirà, ognuno riceverà la propria ricompensa. E non possiamo pensare che perché io ho parlato male e non mi è successo niente, va tutto bene. Non possiamo pensare così. Perché alla fine ognuno pagherà. Alla fine ognuno riceverà in base alle sue opere. Ora, per entrare nel tema che vedremo oggi siamo al numero 3, ci sono 7 cose che Dio odia. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, il terzo che cos'era? Cosa? Sì. Questo è un tema che andremo a meditare oggi, che parla di un atto, un'azione di una persona crudele che prende un altro e senza esitare, senza pensarci, lo uccide. Uno che sparge sangue innocente e uno che uccide. Qui stiamo parlando di uccidere. E questa espressione o questa terza cosa della quale il proverbista parla, che Dio odia le mani che spargono sangue innocente, a volte noi quando pensiamo a queste cattiverie, quando pensiamo ad una persona che sta uccidendo un'altra, o quando vediamo nel telegiornale quello che sta succedendo in giro per il mondo, ci fa rabbrividire, ci fa pensare, ci fa preoccupare e a volte ci fa arrabbiare, perché non è come possibile che un uomo uccida un altro uomo. Quando Dio l'ha sempre detto, uno dei comandamenti di Dio al suo popolo, ma non soltanto a lui, era quello di non uccidere. Non uccidere. Non si poteva uccidere, perché c'era la legge che diceva occhio per occhio, dente per dente. E le persone non uccidevano non perché amavano il prossimo, non uccidevano perché avevano paura di non essere uccisi o di essere uccisi. Una persona all'epoca della legge, se non faceva del male all'altra persona, non lo faceva perché lo amava, lo faceva perché c'era scritto nella legge che se una persona gli dava una botta ad un altro, gliela dava in bocca e gli faceva saltare 4 denti, la legge voleva che si prendesse quell'uomo e gli si facessero saltare anche a lui 4 denti. E così si faceva. Era la legge di Mosè, la legge che Dio ha dato a Mosè: occhio per occhio, dente per dente. Ti cavo un occhio, mi prendono e cavano un occhio anche a me. E tutti avevano paura di far del male per non subire del male, non per amore. Ora, se davanti a questo pensiero dell'uccisione, dell'uccidere il prossimo, possiamo pensare nella Bibbia
che fin dal principio nella Bibbia presenta questo problema, e noi vediamo nella Bibbia, parlando di uccidere, i primi due fratelli dell'istoria. Ricordate? Caino e Samuele. Abele, sbagliato di nome, Samuele era dopo. Caino e Abele, due fratelli che uno odiava l'altro. E alla fine che cosa succede con questi due fratelli? Uno uccide l'altro. Spargere sangue innocente. Quando noi pensiamo all'uccidere, ci fa ricordare questi due fratelli, perché Dio disse: che cosa hai fatto, Caino? Dov'è tuo fratello? E Caino dice: come dov'è tuo fratello? Sono forse io il guarda del mio fratello? Mica sono il suo custode, mica sono il suo guardiano, perché lo chiedi a me? E Dio aveva visto tutto e gli dice: guarda Caino, il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, sangue innocente che era stato versato. Quando pensiamo allo spargimento del sangue innocente, non possiamo non pensare nel sangue innocente che è stato versato per tutti noi, quello di Gesù. E quando Giuda capisce quello che avevano fatto a Gesù, e quando Giuda capisce che non è successo quello che lui pensava, quando lui capisce e lui stesso dice: ho condannato sangue innocente, allora Giuda cerca di restituire le monete che gli erano state pagate. E lui testifica o testimonia di aver versato del sangue innocente. Matteo capitolo 27 versetto 4. Matteo 27 4. Giuda dice: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Tu ce l'hai venduto, Giuda, arrangiati. Alla fine lui lo riconosce. E ci sono diversi episodi nella Bibbia dove vediamo lo spargimento di sangue innocente. Il re Davide, un giorno, incantato o spinto dalla passione, dal fuoco dentro che ardeva dentro di lui, quando vide una donna che si stava facendo la doccia, si stava facendo il bagno, e Davide la vide e dice: questa qui, se si fa vedere qualcosa vuole, perché quando le donne si fanno vedere qualcosa vogliono. Allora lui, essendo il re, la manda a chiamare. E questa donna era sposata. Quanti conoscono la storia di Uria? Che il re Davide cospirò contro la sua vita, gli fece una lettera e la manda con lui stesso. Gliela dà Uria, dice: portala al generale, al capitano, non so adesso chi era. E lì c'era scritto: mettimi a Uria davanti alla battaglia dove è più forte la battaglia. Quando vi stanno venendo addosso, ritiratevi e lasciatelo da solo. Così hanno fatto, perché hanno eseguito gli ordini, e Uria è stato ucciso. Perché? Perché Davide voleva la moglie sua per lui. Sangue innocente che è stato versato. Ed è piena la Bibbia di esempi di questo genere.
E quando noi pensiamo a questo atteggiamento, quando noi pensiamo a questa azione, diciamo: com'è possibile fare del male alle persone? È scritto, c'è scritto non uccidere, c'è scritto non spargere sangue innocente. Il proverbista dice che Dio odia le mani che spargono sangue innocente. E nell'Antico Testamento Dio parla spesso di questo problema. Ora, diremo noi, e noi che c'entriamo con questo punto? Noi c'entriamo con questo punto. Se andiamo ad analizzare alcune cose, per esempio le parole di Gesù, Matteo 5, 17 e 18, guardate un attimo che cosa dice Matteo 5, 17 e 18. Non pensate, dice Gesù, che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Gesù è stato il termine della legge. La legge parlava di un qualcosa che doveva venire dopo, era Gesù, e Gesù viene a compierla. La legge, la profezia, tutto parlava, tutto nell'Antico Testamento, e anche questo lo abbiamo già visto studiandolo in passato. Tutto l'Antico Testamento parla di una cosa sola: Gesù, di Gesù. E Gesù dice: io non sono venuto per abolire la legge, perciò la legge non è stata abolita. E questo abbatte i pensieri di molti cristiani che no, questo era per legge, noi non lo possiamo fare. Non è vero, perché si trasferisce, passa dall'Antico al Nuovo Testamento in un altro modo. Perché vediamo che Cristo Gesù ha fatto di 10 comandamenti, ne ha fatti 2. Ha preso 10 comandamenti della legge dell'Antico Testamento, Esodo capitolo 20, e ne ha fatti 2. Cos'erano questi 2? Nei 10 comandamenti abbiamo 6 che hanno a che vedere con la nostra relazione con Dio e 4 che hanno a che vedere con il nostro prossimo, con chi ci sta attorno. Dio e il prossimo. E Gesù ha detto: ama il Signore Dio tuo con tutte le forze, con tutto il cuore, con tutta la mente. Perché ha fatto di quei comandamenti uno solo? Perché c'era scritto: non avrai altri dei al di fuori di me. Se io amo Dio, non avrò altri dei. Perché? Perché amo Dio. C'è scritto: non rubare, non uccidere. Questo ha a che fare con il prossimo. Non rubare, non uccidere. Perché io non devo rubare al mio fratello? Perché io non devo uccidere il mio prossimo? Gesù dice: se il primo comandamento è amare Dio, il secondo, dice Gesù, è simile: ama il tuo prossimo come te stesso. Se io amo il mio prossimo come me stesso, sicuramente non li voglio rubare. Se io amo il mio prossimo, non lo voglio uccidere. Perché? Perché lo amo. Prima ho detto che nella legge il popolo ebraico non uccideva non per amore, ma perché avevano paura che se venivano beccati uccidendo, anche loro sarebbero stati uccisi. E allora si fermavano non per amore, si fermavano del non peccare, si fermavano del non fare il male, non per amore, ma per paura. Invece, dice Gesù, che tutto in Lui e nella Chiesa sua avviene per amore. Tutto avviene per amore. Perciò Gesù dice che non è venuto per abolire la legge, è venuto a compierla, a portarla a termine. Nel versetto 18, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra,
neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Questo mondo non finirà, questa terra non finirà senza che tutta la scrittura, non solo il Nuovo ma anche il Vecchio Testamento, tutto si compierà e non passerà neanche una iota e neanche un apice. Cos'è la iota? Nell'alfabeto greco la iota sta per la I, è una I. Nell'alfabeto spagnolo è la J, la iota. L'apice è come il nostro apostrofo italiano o l'accento, è quel puntino che si mette sopra. Questo è un apice, sia nel greco sia anche nell'ebraico. Perciò si può tradurre, per renderlo un po' più comprensibile, che non passerà neanche una virgola, neanche una comma, neanche la più delle piccole delle lettere dell'alfabeto, perché la iota era la più piccola. E l'altro senso nel quale la dice è perché nel linguaggio greco la iota è muta, è come l'H spagnola. Noi in spagnolo, adesso non mi ricordo in italiano, ma in spagnolo noi mettiamo la H, ma la H non è muta, non ha suono, non si pronuncia, non si legge. La iota è così. E veniva considerata come una lettera che era lì, ma era quasi inutile. Allora Gesù diceva, neanche una iota e neanche un apice, neanche una virgola, neanche un accento non passerà senza che si compia tutta la scrittura. Allora non possiamo dire che la legge non è più valida. Non si può dire. Quel non uccidere è valido anche per noi. Non uccidere non è finito con la legge. Non è che è venuto Cristo ed è cominciata l'era della grazia e la legge è rimasta lì accantonata e adesso si può uccidere. Questi comandamenti del Signore, del non uccidere, del non spargere sangue innocente, è valida sempre. Sarà valida sempre. Era valida nel tempo antico, è valido anche oggi. E se vogliamo capire meglio questo punto, leggiamo Romani capitolo 13 versetto 8. Romani 13, 8. Guardate che cosa dice. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni agli altri, perché chi ama il prossimo, che cosa ha fatto? L'ha compiuta la legge. Lo sta dicendo a chi? Alla Chiesa. La lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani è alla Chiesa cristiana che si trovava a Roma. Non sta parlando con Israele, sta parlando con la Chiesa. Chi ama il prossimo ha compiuto la legge. Allora non è stata abolita. Un altro versetto, Galati 5, 13 al 15. Galati 5, 13. Galati, capitolo 5, versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete
e divorate gli uni agli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Allora ci sono fratelli che si mordono a vicenda. Il versetto 14 è molto chiaro. Il versetto 14 dice: poiché tutta la legge si compie in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. E non era fatto per Israele. Qui l'Apostolo Paolo sta scrivendo alla chiesa di, come si dice in italiano, Galazia, ai Galati. Non mi ricordo in italiano come si dice alla chiesa, come si dice il nome della città. In spagnolo è Galassia. Comunque la chiesa dei Galati, la chiesa cristiana. Tutta la legge si compie in quest'unica parola, ama il tuo prossimo. Chi ama ha compiuto la legge. Vuol dire che non è stata affatto abolita. Ora, tornando al punto dell'uccidere, torniamo a leggere le parole di Gesù in Matteo capitolo 5, versetto 21 e 22. Matteo 5, 21 e 22, perché Gesù va a spiegare il fatto dell'uccidere per noi la Chiesa. Gesù lo viene a spiegare. Guardate bene che cosa dice. Voi avete udito che fu detto agli antichi, a quelli dell'Antico Testamento: non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Dice Gesù, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale di Dio. Chiunque si adira, adirarsi non è un semplice arrabbiarsi. L'ira è più grave dell'arrabbiarsi, perché arrabbiarsi, uno si può arrabbiare e noi cristiani ci possiamo arrabbiare, è lecito arrabbiarsi. L'Apostolo Paolo dice: arrabbiatevi, ma non peccate. Adirarsi è diverso. Il salmista diceva a Dio: non castigarmi nella tua ira. Diceva il salmista a Dio: perdonami e non castigarmi, non punirmi nella tua ira. Perché si sa che quando uno è adirato può commettere degli errori, e quando uno è adirato può fare delle cose delle quali dopo si pentirà. E a volte si vede nell'atteggiamento di una persona talmente arrabbiata, si avvicina a un fratello, gli dice qualcosa, lo insulta. Dopo gli viene a chiedere scusa. E dopo lo insulta di nuovo. E dopo viene a chiedere scusa. E dopo insulta di nuovo e viene a chiedere scusa. Non funziona così. Il cristiano si può arrabbiare, ma non si può adirare, non può riempirsi di ira. Si consiglia sempre ai genitori di non castigare i loro figli quando sono arrabbiati. Si dice arrabbiati per modo di dire, perché a volte quando i figli sono troppo vivaci e fanno perdere la pazienza a papà o a mamma, li prendono, ma in quel momento papà o mamma non glieli darà con amore, perché la Bibbia dice che il figlio si corregge per amore. Per amore. Te li do perché ti amo. Ma ci sono genitori che glieli danno e glieli danno in un momento di ira. In quel momento i figli subiscono. E tanti bambini finiscono al pronto soccorso. Quanti bambini nel mondo sono coi bracci slogati, coi piedi slogati, coi dei lividi nel corpo perché sono stati picchiati in un momento di ira. Quando
I genitori hanno questo sentimento di ira addosso, è meglio che non li correggano, è meglio aspettare che passa, poi si chiamano, vieni qui, ti ricordi quello che hai fatto? Sì, vieni, adesso li prendi, vieni qua. Però non sono più arrabbiato. Il salmista, sapendo questo, dice al Signore, al Padre: non punirmi nella tua ira, non castigarmi nella tua ira. Per questo motivo l'ira non è buona. Il Signore si può adirare, noi no, noi non possiamo. E dice Gesù: io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Racca sarà sottoposto al Sinedrio. Racca è una parola, sono andato a vedere che cosa significa. La parola Racca, secondo il dizionario Repubblica, mi sembra, equivale, dice lui, su per giù all'italiano testa vuota, stupido, cretino. Queste cose vorrebbero dire Racca, che sicuramente viene da un linguaggio greco o ebraico, non lo so adesso in questo momento, però vuol dire così: stupido, testa vuota, cretino. E un fratello non può dire così a un altro fratello, perché verrà giudicato non dall'uomo, non dal pastore, non da Dio stesso. E il Signore va oltre e dice: e chi avrà detto al suo fratello pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. La parola genna viene da una parola greca che non è stata tradotta, che traducendola al nostro linguaggio sarebbe inferno, alle fiamme dell'inferno. Qui non è che perché uno dice ad un altro sei pazzo già è stato condannato all'inferno, sta parlando di un atteggiamento con ira, perché uno può dire te sei pazzo scherzando. Bisogna capire la differenza fra lo scherzo e un atteggiamento diverso da quello che è lo scherzo, perché questo bisogna sempre capirlo. Finché uno scherza va bene, si scherza. Però se io sono adirato e dico ad una persona te sei un cretino, e glielo dico con ira, glielo dico con rabbia, quelle parole non escono soltanto dalla bocca, vengono dal profondo del mio cuore, perché in quel momento sono arrabbiato, sono adirato, e quelle parole sono troppo forti che seriamente non si possono dire ai fratelli. Vediamo il paragone. Gesù sta parlando dell'offendere le persone così: cretino, testa vuota, pazzo, scemo. Quante cose si possono dire? Ma con che lo sta paragonando Gesù? È stato detto agli antichi. Che cosa gli è stato detto? Cos'è che gli è stato detto agli antichi? Non uccidere. Gesù dice che questo atteggiamento è come ucciderli. Perché? Perché chi ama il suo prossimo ha compiuto la legge. La Chiesa deve camminare e deve agire per amore. Nella Chiesa tutto il nostro comportamento dipende dal cuore. Dall'abbondanza del cuore parla la bocca. È un atteggiamento, e la Chiesa agisce per amore. Tutto lo fa per amore.
fu detto agli antichi non uccidere. Com'è che funziona sta cosa del cuore per noi la Chiesa? Perché noi cristiani pensiamo che se io non prendo un coltello e vado ad uccidere, io sto bene. Se io desidero nel mio cuore il male per quella persona, nel mio cuore, davanti a Dio, l'ho già uccisa. L'ho già uccisa. Dice Gesù, avete sentito che fu detto agli antichi, non adulterare. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna e la desidera in cuor suo, ha già adulterato, ha già peccato. Per questo è una questione di cuore. È una questione di cuore, dobbiamo stare attenti ai nostri sentimenti. Perciò spargere sangue innocente non è soltanto un'azione. Prima ho fatto una illustrazione, ho detto vediamo nel telegiornale, vediamo nella Bibbia stessa che Caino uccise Abele e noi pensiamo, diciamo, wow, come si può fare una simile cattiveria? Perché secondo la nostra mente, secondo il nostro pensiero, il nostro intelletto, noi pensiamo che bisogna prendere una pistola per uccidere. La Bibbia dice di no. La Bibbia dice che le nostre parole sono dei proiettili che vanno e uccidono. Le nostre parole. Non serve un'arma per uccidere. Uccidiamo con le nostre parole. È così. Per questo, questa terza cosa che Dio odia, dice il proverbista, ci sono 7 cose che Dio odia. E le mani che spargono sangue innocente è qualcosa che c'entra con noi. C'entra con noi e c'entra molto. Gesù, quello che sta dicendo Gesù è che non ci dobbiamo curare tanto di quello che possono o non possono fare le nostre mani, quanto ci dobbiamo curare di ciò che c'è nel nostro cuore. È più importante. Non vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo con le nostre mani, no. Ma se io non sono capace di uccidere con un coltello, con un macete, con una pistola, perché nessuno, penso, a meno che non sia un grande criminale, nessuno vorrebbe uccidere così. Ma mai pensiamo che le nostre parole uccidono. Questo noi non lo pensiamo mai. Pensiamo che possiamo dire quello che vogliamo, pensiamo che possiamo parlare, ci possiamo espressare come vogliamo e non capiamo che le nostre parole uccidono. Così lo espressa, così lo spiega, così lo insegna la parola di Dio. Vogliamo una parola più chiara, più specifica? Prima Giovanni capitolo 3 versetto 8. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 8 e leggiamo fino al 15. Prima Giovanni 3 8 al 15, l'avete trovato? Dice così: colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifesto il Figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui
e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. 10. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Chi non ama suo fratello non è di Dio, non è un figlio di Dio. È chiaro il messaggio, è figlio del diavolo. Chi non ama suo fratello, perché bisogna compiere la legge che si compie attraverso l'amore. Versetto 11 dice: poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni agli altri. Versetto 12: non come Caino che era dal maligno e uccise il suo proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Versetto 13: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Versetto 14: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. E qui c'è il versetto principale, quello più importante, il 15. Chiunque odia suo fratello è omicida. Allora è necessaria la pistola per uccidere? No, basta l'odio. Basta desiderare il male, basta volerli male, basta augurarli male. Purtroppo si dà a volte nelle chiese che quando a un fratello gli va bene e a me mi sta andando male, mi viene la invidia. Dico: perché a lui gli va bene, a me mi va male? Quanto vorrei che lui le perdesse o gli succedesse o li facessero o li rubassero. La Bibbia dice che questo basta per uccidere un uomo, e viene segnato nel libro, perché Dio sta segnandosi ogni nostra azione, se la sta segnando. Dice: vediamo il fratello X o la sorella X il giorno X alle ore X ha ucciso a X persona. Non l'ha ucciso davvero, ma nel suo cuore sì, ed è stato segnalato che lui è un omicida e si presenterà non al tribunale degli uomini, al tribunale di Dio. E ho detto prima, quando il periodo della grazia finirà, ognuno di noi riceverà il pago in base alle sue opere. E che cosa mai potrà ricevere un omicida? Se un omicida si presenta dal giudice qui sulla terra, lui dice: oh, hai fatto bene, sulla spalla, vai a uccidere altri, siamo in troppi sulla terra. Gli dirà così il giudice a un omicida che si presenta in tribunale? No, lo manda nella prigione. La Bibbia dice che Dio è un giudice giusto. Così dice la Bibbia. E chiunque sarà stato omicida anche nel cuore si presenterà da Lui, lo manderà in prigione. Perché anima che pecca deve morire. Chiunque odia suo fratello è omicida. È omicida. Guardate che cosa dice Levitico, capitolo 19,
versetto 16 e 17. Levitico 19, 16. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Mi metti la versione spagnola in spagnolo? No andarás chismeando. Si capisce meglio in spagnolo. Vuol dire spettegolare. Non andrai a spettegolare qua e là. Non andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Non andrai a spettegolare del tuo prossimo, non attentare così contro la sua vita, perché si può uccidere soltanto parlando male di lui. Si può uccidere. Non attentare così contro la sua vita. Dio odia le persone che spargono sangue innocente. E non serve il coltello o la pistola, basta la lingua. Si uccide con la lingua. Alcune persone non hanno lingua, hanno una pistola per lingua, hanno una spada per lingua. Noi dobbiamo amare. E anche quando vediamo un comportamento sbagliato nelle persone dobbiamo sopportare. La Bibbia dice: sopportatevi gli uni agli altri con amore. No, ma lui è terribile, mi fa perdere la pazienza. Sopportalo, ma non dirgli niente che lo ferisca. Perché se no diventeremo omicidi. Sopportalo. Gli voglio dire 4. No. Se ti ha fatto qualcosa di male, vaglielo a dire al pastore. Se ti ha offeso, ti ha detto, ti ha insultato, non rispondere, vai e glielo dici al pastore. Sarà il pastore poi a sistemare le cose. Ma non ci si può, diceva prima, l'abbiamo letto, non ci si può mordere tra fratelli. Non ci si può mordere tra fratelli. È necessario l'amore. È necessario l'amore, perché così noi salveremo la nostra anima. Se noi non amiamo, la nostra anima è a rischio. La nostra salvezza noi la avremo o la riceveremo se amiamo davvero. Non andrai qua e là spettegolando, chismeando in mezzo al tuo popolo, tra la tua gente, con i tuoi fratelli, perché non puoi attentare così contro la sua vita. Ci sono persone nell'istoria della Chiesa che qualcuno ha parlato male di loro e se ne sono andati e non sono mai tornati in chiesa. Alcuni sono morti e non hanno avuto la possibilità di pentirsi e di tornare, di chiedere perdono a Dio. Se ne sono andati mentre stavano a godere della loro vita nel mondo. Ma chi sarà il colpevole di quelle anime che si perdono? Quella persona che ha parlato male di loro e li ha fatto allontanare. Lui sarà il colpevole o lei.
e dovrà rendere conto a Dio. Persone si possono perdere, possono morire sia fisicamente come anche spiritualmente, possono morire per una calunnia, per un parlare male, per dire male di loro, maledire, maledicenza. Parlare male è maledire. Anche in spagnolo si spezza così: maldecir, decir mal, hablar mal. Parlare male è maledire. Ora, chiudo, vado alla conclusione. Abbiamo visto i casi nella Bibbia di fratelli come Caino e Abele. Caino uccide a Abele, suo fratello, perché Caino era cattivo, aveva un cuore cattivo, e Abele no. Abele aveva un cuore buono, e per questo motivo Caino lo uccise, perché lui era cattivo, non suo fratello. Ci sono altri due fratelli nella storia, nella Bibbia, che uno odia l'altro, con ragione o senza ragione, però lo odiava. Erano due gemelli. Non ci sono molti gemelli nella Bibbia. Chi erano? Lo dico io. Giacobbe ed Esaù. Esaù, che sono nati insieme nello stesso giorno, ma per forza erano gemelli. E dice la Bibbia che Giacobbe voleva uscire prima, ma esce suo fratello Esaù. Allora Giacobbe gli prende il piede ed esce dal piede di suo fratello. Tirano fuori Esaù e c'era Giacobbe dietro che era dal piede così, che voleva uscire lui per primo. E questi due fratelli lottavano nella pancia della mamma. Esaù odiava a Giacobbe, lo odiava. Esaù voleva uccidere suo fratello, non l'ha ucciso ma lo voleva uccidere, perché aveva un cuore cattivo. Ma stando alla parola del Signore, Romani capitolo 9, versetto 13, Romani 9, 13, parlando di Giacobbe ed Esaù, il Signore dice, come è scritto, dice il Signore: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Perché una persona che odia agli altri, una persona che odia il prossimo, una persona che odia i fratelli, una persona che odia la famiglia, una persona che odia i vicini, una persona che odia i compagni di lavoro, i colleghi, il capo, una persona che odia a prescindere, viene messo da parte dal Signore, e il Signore dice: anch'io ti odio, perché non stai facendo bene, stai facendo male. È così. Per questo motivo, dice il Signore, e rileggiamo Salmi 101, 5. E con questo chiudo, vi chiedo di mettervi in piedi. Salmo 101, 5. Dice il Signore: io sterminerò chi parla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, dice il Signore, io non lo sopporto. Sette cose odia il Signore: gli occhi alteri,
la lingua bugiarda e le mani che spargono sangue innocente. Oggi abbiamo visto oggi che noi possiamo uccidere anche senza la spada. Perciò non possiamo dire che questo non ci riguarda, perché noi non andiamo a coltellare la gente. Perché molto spesso la nostra lingua è un coltello. E questo il Signore che cosa dice? Lo odio. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Dio odia. Dio può odiare, sì, noi non possiamo odiare. Noi no, il Signore sì, perché tutto quello che viene dal maligno il Signore lo odia. Le mani che spargono sangue innocente. Così abbiamo visto la terza cosa che Dio odia, le mani che spargono sangue innocente. Domenica prossima vedremo il cuore che medita disegni iniqui. Vedremo domenica prossima. Preghiamo. Signore, grazie ti diamo nel nome di Gesù. Grazie Dio per la tua parola. Grazie Signore per il consiglio che ci dai attraverso la tua parola. Grazie Signore. Grazie perché tu ci insegni e ci fai vedere, Signore, come funziona la Chiesa. Perché attraverso la tua parola, Signore, noi impariamo come ci dobbiamo comportare, come ci dobbiamo muovere, che cosa dobbiamo fare. Perché molte volte, Signore, noi pensiamo di stare bene e stiamo male. E a volte pensiamo di stare male e stiamo bene. Signore, grazie perché attraverso la tua parola tu, Signore, ci insegni a vivere secondo la tua volontà. Signore, se abbiamo parlato male di qualcuno, perdonaci. Se abbiamo offeso qualcuno, Signore, perdonaci. E aiutaci, Signore, a non farlo più, a non farlo mai più. Perché tu, Signore, vuoi che noi ci amiamo gli uni agli altri. Perché è più importante l'amore. È importante, Signore, ciò che abbiamo nel cuore. Grazie ti do quest'oggi, Signore, per ogni persona presente. Grazie, Signore, per ogni fratello presente. Nel nome di Gesù, Signore, fai in modo che questa parola, Signore, possa rimanere scritta nel cuore e nella mente. E aiutaci, Signore. Aiutaci a tutti quanti noi a ricordare il tuo insegnamento e a metterlo in pratica. Nel nome di Gesù. Grazie ti diamo, Signore, quest'oggi per il tuo amore verso di noi, per la tua misericordia, Signore.